Chiediamo alla Giunta di darsi da fare, di metterci il massimo di impegno per realizzare questo obiettivo che tra l'altro la legge prescrive deve essere attuato entro 30 giorni. Sappiamo delle difficoltà, stiamo qui a sostenerla ma anche a vigilare. Se questo non dovesse accadere dovremmo mobilitarci perché riteniamo che la democrazia e il diritto non possono essere ritardati per ragioni puramente tecniche. Le procedure adesso di applicazione della legge prevedono esattamente che cosa? Prevedono che appunto la Giunta deliberi in ordine alle procedure di voto, apre il conto corrente nel quale i cittadini possono versare il loro contributo per le spese del referendum e quindi metta nelle condizioni il Consiglio regionale poi di indicare la data di voto e quindi indire effettivamente il referendum. Allora il Consiglio regionale manca l'approvazione in giunta di quello che si deve fare e che avrebbe dovuto fare entro il 25, quindi entro oggi la giunta doveva stabilire alcuni passaggi. Fatti questi, il Consiglio regionale poi può decidere quando potrà essere la prossima data per il referendum. Potrebbe essere ancora, ci sono i tempi tecnici per farlo, il 9 di novembre. Il 9 novembre sappiamo che è una data importante perché ci sarà il referendum della Catalogna, ma è anche il giorno in cui c'è stato l'abbattimento, la prima caduta del muro di Berlino. Quindi sono delle tappe importantissime come sarebbe la nostra per il referendum del Veneto. Allora, io sono venuta qui a sostenere il fatto che i cittadini veneti possano votare, venga riconosciuto loro il diritto di voto e possano esprimersi sul fatto che il Veneto possa essere indipendente. Ma c'è anche un altro referendum sull'autonomia, lei è più d'accordo su questo? Allora, io ho una formazione culturale e sono per l'autonomia, questo non significa che io sia qui a riconoscere da un punto di vista democratico la possibilità per i cittadini di esprimersi.